Allora siamo con Stefano Campagnolo. Stefano, tutt'altra partita rispetto a quella che avete conquistato nella stagione regolare proprio qui a Sandrigo. Cosa è mancato questa sera al Montecchio? Al Montecchio stasera sono mancate tante cose, però dobbiamo guardare avanti e non pensare a questa, anche se secondo me fino a metà del secondo tempo eravamo in partita e potevamo girarla in una maniera o nell'altra. Invece è stato bravo il Sandrigo ad allungare e quindi lì a chiudere la partita alla fine. Noi in settimana guarderemo, ma dobbiamo fare meglio. Adesso ci sono ancora 5 finali da giocare. Dalla vostra forse c'è anche il fattore campo, perché adesso avrete 3 partite di fila in casa. La prossima è una sfida importantissima, quella col Viareggio. Forse è fondamentale, non importantissima, sarà quella che molto probabilmente deciderà tutto, no? Se andremo avanti a giocarci qualcosa di importante o se chiuderemo forse in anticipo i discorsi. Ma mettiamo via questa partita e da lunedì penseremo a sabato e cercheremo di fare una buona partita nella nostra pista e una partita diversa da questa sicuramente. Allora in bocca al lupo anche a voi. Grazie mille.